Vi ho chiamato, intanto vi ringrazio per avermi celermente contattata perché abbiano rispetto i miei genitori ed abbiano le cose minime per poter accedere a questa parte di serie B del cimitero di Lancenigo. Morti di serie A e morti di serie B in questo cimitero, i primi nell'area storica del Camposanto, i secondi nell'ampliamento nel quale ci sono diverse cose che non vanno. Ma andiamo con ordine partendo dalle luci che non ci sono all'entrata laterale, preferita rispetto a quella principale perché più vicina ai loculi. Immaginiamo nel periodo autunnale, invernale, che è tutto buio e gli anziani non possono venire a salutare i loro cari. Qui basterebbe un faro a LED con sensore di presenza del costo di qualche centinaio di euro anche per evitare la presenza di coppiette su questo parcheggio e di rifiuti relativi. Diventa una discarica, diventa un posto per le coppiette, si trovano preservativi usati, di tutto e di più. Senza contare che nell'ombra potrebbe sempre nascondersi qualche malintenzionato. Infine qui le tombe sono di serie B anche per i servizi che non ci sono. Mancano i cassonetti, almeno uno dove riporre i fiori che sono secchi. Cassonetti presenti in quantità all'entrata principale, dove però nemmeno uno pare possa essere spostato. Una situazione già presentata al sindaco Marco Serena. Non le nascondo e non vi nascondo la mia delusione, perché alle richieste fatte i riscontri sono stati negativi. L'illuminazione a scatto non si può fare perché questa è la giustificazione, la linea è sovraccarica. Per quanto riguarda i cassonetti, quelli che ci sono davanti al cimitero principale, diciamo, sono più che sufficienti. Cittadini che però continueranno la battaglia in nome dei loro cari estinti. E loro hanno costruito il nostro Veneto, secondo me, e siccome l'hanno costruito con il sacrificio, il sudore della fronte, con fatica, lavorando sempre, senza nessun diritto, hanno al mio avviso, diritto al rispetto, anche da morti.